Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi venerdì 14 aprile. Ogni giorno nel veneziano una persona muore di infarto o a seguito di un ictus, un dato allarmante è quello riportato dal primario di cardiologia dell'ospedale Villa Salus di Mestre, Fausto Rigo, da mesi impegnato in una campagna di screening cardiologico gratuito per la prevenzione dell'infarto miocardico acuto che ha coinvolto 204 cittadini. Questo è l'incipit dell'articolo pubblicato ieri dal Corriere del Veneto. Sempre nell'articolo si informa che da questo studio si è rilevato che il 45% dei soggetti visitati non seguiva un'alimentazione sana ed era in sovrappeso. Quasi tutti avevano altre patologie, diabete, patologie coronaiche e carotidee. Probabilmente molti di loro non erano neppure a conoscenza del loro stato di salute. Le 5 morti avvenute a Chioggia nell'arco di 31 giorni, tutte di uomini che vivevano soli e tutti ritrovati senza vita nei loro appartamenti, qualcuno anche dopo più giorni, hanno scosso molto l'opinione pubblica clodiense. Erano quasi tutti amici, relativamente giovani, ad eccezione dell'anestesista in pensione, ed erano tutti molto conosciuti. Molto spesso veniamo a conoscenza di persone prese per i capelli che vengono letteralmente salvati dal pronto soccorso perché portati in tempo dopo sintomi premonitori, chi di infarto e chi di ictus. Ma se vivi solo e non hai nessuno vicino che ti possa soccorrere o avvisare il 118 se ti viene un malore, magari nel cuore della notte, diventa molto difficile scamparla. Le cause delle morti dei nostri 5 concittadini non sono da ricercare nelle deliranti teorie Novax, alimentate ad arte dai cacciatori di like, ma da problemi di salute di cui molti di loro si erano purtroppo trascurati. Un problema che colpisce in particolare gli uomini single che vivono da soli, le donne sono più intelligenti. Articolo scritto da Andrea Comparato. Allora, siamo alla Camera, per iscrivere la Camera qua ai saloni e la Camera ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete che qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia basta magari pomeriggio o cosa approfittare. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi evitate qualsiasi tipo di stress. Uno tra i problemi più urgenti del nostro territorio è la risalita del cuneo salino. L'acqua salata del mare entra nei corsi dei fiumi e si infiltra nei terreni, arrivando alle falde e compromettendone le acque. Basti pensare che con una salinità pari al 5 per 1000 muoiono la maggior parte dei microrganismi che hanno il loro habitat nell'acqua dolce. La conseguenza è che tutti gli esseri per i quali tali microrganismi costituiscono alimento, primo gradino di una catena alimentare, non possono più cibarsi, finendo con lo scomparire. Parliamo di insetti, rane, tartarughe e tanti altri. Una salinità pari al 5 per 1000 provocherebbe una perdita incommensurabile di biodiversità, una cosa insostenibile. Brenta e Adige sono i fiumi che interessano il nostro territorio per l'irrigazione dei campi, entrambi privi di un'adeguata protezione per l'intrusione marina. Lo sbarramento sul Brenta contro la risalita del cuneo salino è in stand-by a causa dell'aumento del costo delle materie prime, che ha reso necessario il dover reperire una decina di milioni di euro, non bruscolini, per adeguare i costi preventivati a quelli attuali. Realizzare l'opera è più che mai urgente, i territori rischiano la desertificazione, le produzioni sono a rischio. Lo sbarramento trasformerebbe il fiume Brenta in un invaso ricco d'acqua dolce, in grado di trattenerla rallentando il suo defluire al mare e impedendo all'acqua salata di risalire. Il comune di Chioggia ha accantonato i fondi mancanti, integrando la cifra iniziale. Ora tocca alla Regione e al Ministero recuperare l'integrazione necessaria per dare il via a lavori improcrastinabili. L'anno scorso i danni sono stati notevoli, i lavori devono partire il prima possibile. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02.
D. Carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. I temi attorno ai quali si svolge la 19ª edizione del Festival Biblico è la Genesi 1:11. Si tratta della 19ª edizione che farà tappa anche a Chioggia. La narrazione si focalizza sulle origini del mondo e dell'umanità e sulle domande che vorrebbero dare risposte al senso della vita. I capitoli 1-11 parlano di creazione, dell'uomo, delle sue fragilità, dei conflitti e del caos e della necessità di cercare di comprendere ciò che sta accadendo. Sono varie e numerose le tappe e il festival si fermerà a Chioggia nei giorni 19, 20 e 21 maggio prossimi. Ai numerosi e variegati eventi che si svolgeranno si potrà partecipare gratuitamente, a completamento dei posti disponibili. Saranno presentati i lavori dei più piccoli, sarà inaugurata una mostra di artisti locali, saranno tenuti incontri biblici sui temi con la presenza del vaticanista Andrea Tornielli e del vescovo della diocesi di Chioggia, Dianin. Ci sarà la proiezione di un film, discussioni sulla transizione climatica, una meditazione particolare sul tema, la presenza del vescovo, in cui si alterneranno musica, danza e le parole della Bibbia in italiano ed ebraico. Si ripercorreranno le 6 giornate della creazione, il tutto completato da un balletto del gruppo Corea e da una colazione offerta dallo stabilimento di cui si sarà ospiti. Alla processione al seguito di Maria sulle acque dell'Usenzo con le remiere di Pellestrina e Portosecco seguirà il dialogo conclusivo in cui si cercherà di comprendere lo stato di salute del nostro mare e della laguna, i mutamenti in atto del mondo della pesca e i rischi possibili in rapporto a eventuali scelte errate, un dibattito a cui potrà partecipare anche il pubblico. In questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Ieri, verso mezzogiorno, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato nel deposito di un'azienda agricola che ha finito col coinvolgere anche la stalla adiacente in via Borghetto nel comune di Urbana, nel Padovano. Nessun coinvolgimento degli animali all'interno. Sono intervenute le squadre di Este e di Legnago, nel Veronese, coordinate dal capo distaccamento di Este per spegnere le fiamme, probabilmente innescate dall'impianto fotovoltaico. Sul posto anche il 118 in via Cautelativa. Solamente qualche giorno prima i vigili del fuoco erano stati impegnati nel Veronese per l'incendio di un altro impianto fotovoltaico posto sulla copertura di un capannone agricolo. Qua erano intervenuti 16 operatori con le squadre di Lonigo, Caldiero e Verona giunte sul luogo con 2 autopompe, un'autobotte e 2 autoscale. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Oggi, venerdì 14 aprile, il Ministero dell'Istruzione e del Merito celebra a Genova, in collaborazione con la Guardia Costiera, la Giornata del Mare. Alla manifestazione prenderanno parte oltre 700 studenti provenienti da tutta Italia. La Giornata del Mare è stata istituita nel 2017, si celebra ogni anno l'11 aprile con l'obiettivo di promuovere il rispetto e la tutela dell'ambiente marino e lo sviluppo della cultura del mare e ha come riferimento le scuole e gli studenti.
Quest'anno, vista la coincidenza con la Santa Pasqua, è stata posticipata dall'11 ad oggi. Parteciperanno il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Sottosegretario Paola Frassinetti, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, il Vice Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Edoardo Rixi, il Sindaco Marco Bucci, il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone. L'appuntamento è dalle ore 9 al Porto Antico di Genova, dove si raduneranno studentesse e studenti in arrivo da tutta Italia. Previsti incontri, workshop, laboratori per gli studenti, i quali presenteranno le attività degli istituti nautici, a cui seguiranno momenti di approfondimento a cura delle associazioni che collaborano con la Guardia Costiera in difesa dell'ambiente. I ragazzi hanno partecipato al concorso La cittadinanza del mare, con elaborati letterari, saggi artistici, poesie, disegni, video, canzoni e podcast, e ne saranno premiati i vincitori. Obiettivo della giornata è rendere gli studenti cittadini attivi e consapevoli del mare e dell'ambiente, tutori della conservazione e valorizzazione di un bene vitale per il pianeta, nonché diffusori di una cultura di cui storicamente e tradizionalmente proprio il mare è portatore. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373, per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Ricordandovi che le farmacie di turno oggi sono due: la Fischetti a Sant'Anna in strada statale Romea e la Arredentore in Corso del Popolo a Chioggia. Vi ringrazio, vi saluto, e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, a breve anche libreria scolastica. Ciao a tutti!